Eccoci qua, ieri sera, anzi ieri, allerta gialla, vento mare, la prima allerta seria di settembre, siamo a metà settembre, ci sono ancora 24 gradi, sono da poco passate le 4:30, 5:20, picco di bassa, non è tra i miei preferiti, ma questo è quello che offre la mattinata. Scende tutto improvvisamente, vento, mare, tutto il resto, c'è forse un leggero venticello, ma niente di che, niente di meglio per provarci questa mattina. È ancora tanto presto, fa ancora tanto caldo, come vi ho detto ci sono 24 gradi, l'acqua è torbidissima, ha piovuto per 2 giorni, è sceso tutto, mare, vento, la situazione è veramente ottima. Iniziamo, 5:30, picco di bassa. Sempre con me la mia Speedmaster 220 grammi, la mia canna preferita per pescare branzini, potente ma allo stesso tempo molto sensibile, telescopica, molto veloce da montare. Tutti i branzini passano da questa canna. Sempre Shimano, tecnologia che non delude mai, sempre lei. Picco di bassa alle ore 5:20, guardate bene l'orologio, e arriva il primo luasso targato stagione 23-24. Ciao bambolino, eccoci qua. Mi sorge veramente un dubbio, saranno più malati i branzini per i picchi di alta, di bassa, o io per i branzini? Questo è il vero dubbio. 5:20, 40 minuti di pesca, picco di bassa e si parte col primo. Passa neanche un quarto d'ora di tempo, semmeno un quarto, e arriva il suo fratello che non ha saputo resistere neanche lui alla nostra teleferica cefaletto. Attenzione, scontro fratale per il nostro povero cefaletto con una seppia probabilmente.